Amici bellini, insomma, scusate, stavo mangiando delle cose, sapete, come si chiamano? Tipo i puff, però sono i corno, vabbè, dobbiamo, non ne posso parlare, quindi la partita cominciamo. Allora, analisi, perché sennò vinci no matter what. No matter what. Benvenuto. Vincere no matter what, nel senso non ha niente, nessuna giustificazione. Stai, cioè, senza una gamba, se è successo qualcosa in famiglia, devi vincere assolutamente, no matter what. Purtroppo non è così. non riesce il Napoli a fare così. Voi lasciate dei like. Che like dovete lasciare? Perché non devono essere dei like di rassegnazione, nemmeno forse dei like delusi. Ecco, i like delusi. Però facendo un'analisi della partita, io vi posso dire adesso che sicuramente un pochino l'approccio non è stato quello che è. Poi mi rendo conto, la formazione, stravolgere così, ho visto che insomma c'erano dei giocatori in campo, delle giocate che non erano più quelle a memoria, e quindi hanno creato poi degli scompensi anche tattici. Ovviamente poi il Napoli ha rischiato qualcosa, però poi con l'ingresso di... Non ce la faccio a dire stupidaggini, volevo fare quella cosa che faccio l'analisi anche... Non l'ho vista ancora, mo me la vedo e adesso avviene sicuramente l'analisi veramente, perché sapete quando uno può parlare della partita anche solo vedendo gli highlights o anche solo ascoltando dei commenti. Con i vostri commenti della live avrei anche potuto farlo, con l'aiuto dell'analisi di Guido eccetera eccetera, ma non mi permetto. Cominciamo veramente. Whoosh! Allora, amici bellini, mettiamo subito le cose in chiaro, in campo. Ho appena finito di guardare il primo tempo. Mamma mia che schifezza. Altro che sbagliato l'approccio. No, qua ci vuole un'analisi approfondita. Addirittura mi fermo al primo tempo per fare l'analisi e poi c'è l'analisi finale, per fare una serie di cose, per sottolineare una serie di cose che già non vanno bene. A parte la situazione tattica che non mi convince, però dobbiamo parlare anche delle prestazioni individuali. Allora, non mi ha convinto questo centrocampo a 2-3 tra Elmas e Zielinski, perché Elmas nasce sotto punta insieme a Mertens, ho addirittura chiamata Mertens, no Martens, però scende ad aiutare eccetera eccetera. Contemporaneamente ho visto Zielinski inserirsi negli spazi, cercare Kono senza palla di andare ad occupare lo spazio, quindi con Demme ed Elmas che dovevano rimanere più, quindi c'è un ibrido generale secondo me molto molto confuso e molto pericoloso, perché non dai certezze. Credo che Spalletti non abbia dato certezze a questa squadra. Ho visto tanta confusione e ho visto tante simulazioni, ma assai, ma non solo di loro, anche nostre. Simulazione altare di Lorenzo tocca il pallone gli sbatte sul mento, mamma mia, ci rotoliamo così, non l'ha mai preso il pallone, vabbè, può succedere. K2, simulazione di Koulibaly su Joao, ma ti ha sfiorato a terra che si rialza subito, male proprio. Poi c'è un rigore su Di Lorenzo, se ne è parlato pochissimo, è rigore tranquillamente. Di Lorenzo tira, poi lui gli prende il ginocchio, è rigore. Ha già finito di tirare, non ha nessuna importanza, è rigore quello, perché si danno i rigori anche a tiro fatto, ce ne sono successi tantissimi. Quello è rigore, secondo me abbastanza netto. Lasciamo perdere. Poi mi spiego il perché l'XG del Napoli sale, perché c'è un'occasione per Rachmani da vicinissimo alla porta sul calcio d'angolo, la prende di tacco al 10° minuto, insomma così non inquadra la porta, però quello è un XG alto perché sta lui e il portiere. E qua siamo al 10° minuto, ragazzi. Fino a qui il Napoli non mi è nemmeno dispiaciuto, si stavano organizzando, Petagna si stava muovendo bene, i movimenti con Elmas che girava intorno eccetera eccetera, non malissimo.
malissimo, forse Di Lorenzo un po' così, ma poi arriva, perché perde un paio di palle non ottime, poi arriva Ospina, la simulazione, anche Ospina simulato, perché para un pallone così, poi resta a terra, la mano, lo sappiamo, si fa sempre male per coraggio, ma in questo caso stai simulando. Poi c'è un suicidio di K2 che batte Ospina, gli dà il pallone e lui la dà direttamente agli avversari, mamma mia, al 17esimo. Poi c'è la rimessa, ecco, rimessa laterale al 18esimo, non si capisce perché, perché non hanno mai giocato con questa formazione. Chi deve battere la rimessa quando giochi 3-5-2 o 3-4-2-1? La deve battere sempre Di Lorenzo. C'è questa cosa, la batto io, la batti tu, la va a battere Rachmani, male, non la deve mai battere il braccetto, almeno io a scuola calcio così mi hanno insegnato, è sempre quello della fascia che deve battere il fallo laterale. Succede un macello e poi su quell'occasione dove il Napoli perde subito palla arriva la testata che prende Di Lorenzo, è l'unica non simulazione. Di Lorenzo prova a continuare ma poi gli gira la testa e deve uscire. Petagna simula su Lovato, lo prende qua sì, ma addirittura a rimanere steso a terra immobile, simulazione di Petagna. Lovato simula su Petagna, Petagna si prende un pochino la rivincita entrando abbastanza duro, Lovato grida come se avesse perso entrambi gli arti, simulazione al 31esimo, male K2, gli sfugge Joao Pedro da tutte le parti, male Mario Rui, non controlla un pallone, centrocampo strano, e ve l'ho già spiegata questa situazione con Zielinski ed Elmas che non mi convince. Dopodiché bella azione di Mario Rui al 33esimo che arriva al tiro di destro dopo un buon controllo, il tiro di Mertens deviato da un difensore al volo, un classico gol alla Mertens, poteva essere quello su assist di Petagna, e poi K2 tira la maglia a credo ad altare su un cross del Cagliari dove Ospina esce facile e para alto e gli tira la maglia. Si poteva chiamare rigore anche lì, ingenuità eccetera eccetera, quello sta saltando, la maglia è tirata, ingenuità di K2, ci siamo, come il primo tempo è stato questo, ragazzi, che vi piaccia o no. Guardate che può essere anche che mi piace addirittura di più vederle così le partite dopo, io questo voglio i like. Pretendo i like, pretendo 900 like, perché questi 90 minuti della mia vita non me li darà nessuno. Allora io le partite me le guardo eccetera eccetera, anche per l'emozione della partita, perdiamo, vinciamo, pareggiamo, ce la facciamo, quella è l'emozione. Adesso me la sto vedendo per voi, perché voglio darvi un'analisi assolutamente fredda, freddissima della partita. Attenzione, che schifezza, potrei veramente farne a meno. Vado a vedermi il secondo tempo. E quindi, amici bellini, se vogliamo parlare poi del secondo tempo, mamma mia, di una bruttezza rara, il vento ci ha messo sicuramente del suo, ma andiamo per ordine perché poi vediamo anche i cambi. L'approccio del secondo tempo mi è sembrato meglio quello del Cagliari, male K2, e lo continuo a scrivere durante tutta la partita, malissimo. Io su Fan Rating darò i voti, ragazzi, sarò implacabile stavolta, non riesco a non essere implacabile, male, c'è K2 da centrale di difesa a 3, non ci ha capito nulla. Pedro lo ha sovrastato, andava a centrocampo, perdeva la posizione, non ha vinto un contrasto, male. Gol Daniga su Mertens, nessun giallo, fallo bruttissimo tra l'altro da dietro. De Jong al tiro fuori, pericolosissimo, un pochino problemi di difesa qui da parte di Malquit, lasciamo perdere. I fuorigiochi, ho scritto perché non capivo che cazzo ho scritto qua, Petagna fuorigiochi, nel senso più di una volta in fuorigioco, perché poi noi ce la prendiamo con Osimhen che deve imparare certi movimenti, e anche Petagna era spesso in fuorigioco, male. Nel frattempo sale la partita di Juan Jesus meglio degli altri e scende quella di Malquit, male. Poi arriva il gol di Pereiro, Demme perde un contrasto, insomma perdiamo palla a centrocampo, però a me addirittura il gol di Pereiro sembra un cross, sembra un tentativo di cross, non mi sembra nemmeno un tiro in porta, andrebbe chiesto proprio nella guardiamoci nell'anima, Pereiro, hai tirato a porta oppure no? Intanto la paperetta di Ospina ci sta e quindi non possiamo dire niente, dopodiché c'è il miracolo di Ospina. Pallone sbagliato, quel colpo di testa dove praticamente invece di andare dritto va più centrale e Ospina distinto ci salva il popò, perché è proprio così. Poi c'è un tiro di Mario Rui alto, e poi ci sono i cambi e quindi entra Osimhen che si mette qui, Mertens resta qui sotto punta, entra Fabian per Demme, Elmas si sposta in questa zona qua e abbiamo poi al posto di Juan Jesus un as, quindi abbiamo una formazione un pochino
pochino più familiare a quella che conosciamo, perché ritorniamo con il 4-2-3-1, Rrahmani K2 qui e Malquit ancora, poi entrerà Zanoli, ce lo aggiungo dopo, ma con Fabian al centrocampo e Zielinski al centrocampo, cosa che abbiamo già visto, si può fare, non c'è problema. Un as maluccio, anche lui, l'ingresso di un as, troppi tocchi, evanescente, non va bene. Osimhen, castigo di Dio, già subito crea delle problematiche, ma andiamo per ordine. Simulazione di Pedro, ne aggiungiamo un'altra di Joao Pedro, simulazione, gli appoggia un pochino il braccio Koulibaly, Pedro perché voleva fare sperlere il Koulibaly, siete disonesti. Rui, mano, la famosa mano di Mario Rui di cui si è lamentato Mazzarri, spinto proprio a due mani, quindi è fallo, non esiste proprio parlare di VAR, di fallo di mano, quello ti ha spinto, quello sta volando, disonestà, ma questa è un'analisi fredda, perché io non sono proprio affetto dal risultato assolutamente. I fuochi a mare, al 78esimo partono i fuochi d'artificio, la partita di Unash scende sempre di più, e poi c'è un fallo di mano di Dalbert. Voi direte sì, ma ce l'aveva qua vicino al corpo. Intanto tra i due, perché ci sono due difensori, c'è Dalbert e un altro difensore, quello gli cade proprio sulla mano il pallone. Non lo vogliamo dare, ma è molto più mano questo che non quello di Mario Rui che subisce un fallo. Ma andiamo avanti. Entra Zanoli al posto di Malquit, quindi ce lo mettiamo Zanoli qua, che ha un approccio di gara non ottimo, un pochino di braccino, di piedino, di gambetta, come la vogliamo chiamare, però alla fine serviva per fare numero. Devo capire perché Malquit è uscito tutto arrabbiato, lacrime mi hanno detto, così devo capire se ci sono dei problemi fisici o meno. Nel frattempo sale la partita di Mario Rui, ragazzi. Mario Rui finisce in questa zona, anche prima del cambio modulo Mario Rui aiutava moltissimo la fase offensiva, attenzione, sale, dopodiché Marin in due occasioni impegna Ospina, la prima è un po' centrale, Ospina fa una bella parata e lì c'è stata una palla persa da Zanoli, ma dobbiamo dirle tutte le cose, non è che poi uno ci sta simpatico o antipatico. Dopodiché subito dopo il corner, Marin direttamente dal corner, quello è miracolo di Ospina, quella è reattività e miracolo, il pallone a tanto dal 2-0, mamma mia. Dopodiché c'è il gol di Osimhen, che è quella bella mamma del Carmine, finalmente l'azione si sviluppa bene, parte da Fabian, arriva a Mertens la dà a Mario Rui che pennella un cross perfetto e Osimhen non si scompone proprio e la mette in porta. Dopodiché sale la prestazione di Fabian, che non aveva iniziato benissimo, ma sale, si sentono i muscoli e la presenza di Fabian, e poi c'è un altro tiro di Marin che finisce fuori sull'esterno della rete che ci fa spaventare. Signori, questa è l'analisi della partita, poi il commento alla partita, visto che probabilmente questo video già è lunghissimo, me lo riservo a tra poco, nel senso che adesso ho riguardato la partita e voglio 900 like, perché le simulazioni, i falli, tutti a terra, arbitraggio assolutamente indecoroso, non all'altezza, perché se tu fai tutti questi falletti e non ammonisci mai e non richiami gli avversari e dire vogliamo giocare a pallone, vogliamo fare tutti i falli sistematici, poi arrivano i falli anche da munizione, non li dai, si è sviluppata una partita di non partita di simulazioni continue da parte dei giocatori e non si gioca a pallone. Quindi questa è una partita, sono 90 minuti che nessuno mi ridarà. 90, aggiungici il fatto che devo fare il video, ho perso 3 ore della mia vita veramente che non mi ridarà nessuno, però adesso è il momento per me di andare a sentire le interviste, le parole di Spalletti, e lì io farò il commento vero e proprio della partita. Questa è l'analisi di una partita che secondo me si poteva giocare già con una formazione del genere. Poi è chiaro, Fabian non ha i minuti, Osimhen non ha i minuti, va benissimo, ne parliamo nel prossimo video. Intanto questa è l'analisi e secondo me, viste le cose come sono andate, gli XG li abbiamo visti anche in live, il Cagliari può recriminare che ha creato molto di più a livello di pericoli per Ospina, Cragno non è stato molto impegnato, male Mertens, il primo miracolo di Ospina, quello là così, viene da un errore di Mertens, lo devo dire, io dico tutto, male Koulibaly, male Mertens nel secondo tempo, ha sbagliato un sacco di appoggi, Elmas sparisce, Zielinski non mi è dispiaciuto nella sua partita, a Demme secondo me è mancata la
regia, se tu stai a 3 in difesa qua, Adem si deve abbassare anche dietro Koulibaly e deve aiutare un po' alla Brozovic, che come si fa nell'Inter eccetera eccetera. Adem è mancata la regia, ha fatto schermo, ha cercato di dare una mano, recupero di palloni, ma molto spesso era isolato perché anche Zielinski andava insieme ad Elmas e quindi era isolato. Non me la sento di prendermela con Adem in una partita dove lui soffre fisicamente, ha sofferto fisicamente l'aggressività del Cagliari, falli, una continuazione. Non me la sento, adesso non me la sento, ma adesso mi sento Spalletti e facciamo il resto delle cose. Da New York, Valerio Fluido è tutto, io non mi arrendo. No, non mi arrendo. Voi vi siete arresi, io non mi arrendo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.